Una foto a testimoniare l'incontro quasi fruttivo avvenuto di primissima mattina ad uffici ancora poco popolati. Luca Zaia aveva fatto passare sotto silenzio anche il suo primo incontro a Palazzo Balbi con Deborah Serracchiani dopo la sua elezione a presidente del Friuli Venezia Giulia. Ed anche per stringere la mano e chiacchierare un'ora con Ugo Rossi, presidente insediato da pochi mesi alla provincia autonoma di Trento, ha proseguito il basso profilo della visita non ufficiale. Con il presidente del Trentino abbiamo discusso di molti temi e ovviamente abbiamo posizioni diametralmente opposte su alcune progettualità. Una per tutte è la Valdastico. Io sono per la difesa del prolungamento verso nord della Valdastico, Trento no. Però anche dico che Valdastico Nord non è per noi alternativa alla Valsugana. Vogliamo tutte e due le infrastrutture e ci batteremo fino alla fondo per sostenere queste due infrastrutture. Sulla Valsugana invece che tipo di... Noi abbiamo già il project financing che procede e quindi noi lì andiamo alla realizzazione come promesso. In un dettaglio più approfondito i presidenti hanno confrontato le rispettive visioni sullo sviluppo dell'aeroporto veronese Catullo e del tunnel di base del Brennero, trovando punti in comune sull'opportunità di collaborare al progetto del centro di protonterapia che il Trentino ha già ultimato. Ha confermato la posizione che è a noi nota del Trentino e poi abbiamo altre partite sulle quali abbiamo discusso che sono quelle della sanità, sono quelle del trasporto ferroviario piuttosto che di tutte le partite aeroportuali. Insomma è stato un incontro per mettere la base su un po' di temi che abbiamo in piedi, non ultimo quello del Passo Fedaia. Veneto e Trentino riparleranno del fondo per i comuni di confine della Marmolada ed è chiaro che Trento caldeggerà il proprio progetto di residuo fiscale, che Rossi ha definito la modalità ideale per garantire risorse certe alla provincia autonoma, ma che potrebbe essere applicata anche ad altre regioni. Quella di Zaia, ad esempio.